Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 21 del campionato di eccellenza, Girone A, che vede scendere in campo il Bagheria, squadra di casa, e il CUS Palermo. Anche favorito, poi traversa sul secondo palo, spuca Rosso! E la palla non entra veramente per pochissimo, ma l'ha presa Cannizzaro, gran passo, si appoggia Catalano, potrebbe riservirlo, non lo fa, cerca invece la porta Catalano e va fuori, ma veramente per pochissimo. La palla ancora rimane lì, Gio apparecchia e poi Palmeri chiude in diagonale molto bene, rimane lì Costa, fortissimo su Carnevalo. Adesso insomma non ci stiamo annoiando in questi primi 14 di gioco. Palla al centro da Caldierano che alza la testa, vede il taglio alle spalle di Gio che è ottimo qui su questa velocità. Gio rientra sul mancino, potrebbe anche cercare la porta, poi appoggia per la conclusione vincente da parte di Caldierano. Inizia tutto da lui, finisce tutto con lui. Al minuto 19 di gioco, vantaggio Bagheria. Non trova la palla, per una bella palla però quella messa dal compagno, poi Caracappa con il destro, deviazione e poi lo trova questo gol, 2-0 Caracappa. Al minuto 28 di gioco arriva il raddoppio del Bagheria. Potrebbe puntare la porta, Catalano, finta ancora, Catalano allarga sul mancino, astende l'arrivo di Russo che calcia Cannizzaro, super! E sarebbe anche un po' con la difesa, Cannizzaro ancora, tanto la vita e Vetrano se la va a riprendere, Vetrano punta la porta, rientra, cerca anche la porta e poi la paratissima sul primo palo da parte di Carnevale, molto molto bravo, e tanto ruba il pallone qui molto bene, poi palla dentro per Vetrano che cala il tris e fa 3-0, avuto 53 di gioco. Adesso per il CUS è sempre più difficile. Fa vedere lo scambio questo pallone, Caldierano rientra, va sul mancino, poi sul destro mancino ancora, Caldierano calcia con la punta e poi forse il palo addirittura, stava per fare una giocata clamorosa da futsal praticamente. Scozzari marcato da Pennisi praticamente, si gira, Scozzari va sul mancino, apertura per Vetrano che può calciare, invece arriva Caracappa che fa il 4-0, tutto regolare, è partito da dietro, è arrivata la doppietta, finta, bella giocata, Catalan ancora, calcia ancora dentro e poi praticamente sul palo viene salvata questa palla in Moncada e in netto anticipo e va bene così perché finisce il match, vince il Bagheria 4-0 contro il CUS Palermo e approda a quota 30 punti.